A poco più di un mese dall'apertura del terzo tratto della superstrada pedemontana veneta da Braganza a Bassano, trasmessa alla Regione la relazione della Corte dei Conti, deliberata il 14 dicembre scorso. E ringrazio la Corte dei Conti per il bel lavoro che ha fatto, perché è stato un lavoro, diciamo, assolutamente corretto e fatto. Noi abbiamo messo a disposizione il materiale, l'ingegner Pellegrini ha seguito tutto. La Corte dei Conti ci dice che abbiamo fatto bene, diciamo, a rivedere il contratto, quindi ha certificato che non è stato un errore, perché comunque è un risparmio oggettivo di miliardi di euro. Diversi gli effetti economico-finanziari di vantaggio, scrive l'organo di vigilanza, tra i quali emerge l'accelerazione dei tempi di realizzazione dell'opera e un migliore equilibrio dei conti. Nel documento la Corte dei Conti scrive 4 raccomandazioni. Intanto le stime dei flussi di traffico già affidate, non esistendo un organo certificatore in Italia, allo studio privato che aveva esaminato quelle del passante di Mestre. La seconda raccomandazione riguarda il cronoprogramma dei lavori, su cui è chiesta la massima attenzione. Abboneremo la parte di Covid per la parte che è giustificabile e dopo, se ci sono ritardi, ci saranno ovviamente i riscontri per chiedere, diciamo, per presentare la richiesta di ristorno. Però lo dobbiamo fare quando il cantiere sarà ovviamente concluso. Le altre 2 raccomandazioni riguardano adempimenti amministrativi, tra i quali la rendicontazione dei pedaggi, adempimenti già avviati dalla Regione.